sapere se è stato mai minacciato per quello che fa. No, minacciato no, mai minacciato, abbiamo fatto delle cose anche complicate, però diciamo io seguo la grande criminalità organizzata da quando ero ragazzo, cioè da quando ho cominciato a lavorare con Michele Santoro per Samarcanda, perché se vi ricordate quel programma diventò importante per il paese proprio perché investì parecchi anni del suo racconto a scoprire che in Italia c'era la mafia, perché quando abbiamo cominciato noi la classe politica locale, quelle regionali e anche la classe politica nazionale negava il problema, no? E quindi abbiamo acquisito una certa esperienza con questi mondi qui, perché immagino quello è il mondo a cui lei si riferisce. Io penso che bisogna essere onesti, anche con gli 'ndranghetisti bisogna essere onesti. Se tu fai onestamente il tuo lavoro, e cioè non piggi sull'acceleratore, non usi gli aggettivi di troppo, non offendi le famiglie, no? Perché quello è il punto sul quale, cioè non esageri e fai il tuo racconto. Dopodiché sappiamo benissimo che molti giornalisti sono minacciati in Calabria. Ultimamente ad Anno Zero hanno fatto questo collegamento, io lo trovo molto interessante e vi fa capire anche come funziona l'informazione in Italia, perché prima che Anno Zero li mettesse tutti assieme, per sapere che in Calabria c'è una vera e propria emergenza, nel senso che c'è un attacco frontale fatto dall'andaghe dall'informazione, abbiamo dovuto aspettare, chi non legge i giornali ha dovuto aspettare Anno Zero. Ma perché c'è quell'attacco diciamo ai giornalisti? Cosa vi racconta quel fatto qui? Vi racconta il fatto che la guerra si sta facendo in Calabria, è una guerra aperta, non sappiamo chi la vincerà, ma una parte della società calabrese si è schierata. Finalmente, dopo tanti anni, non era un fatto scontato, i 40.000 di Reggio Calabria sono un'immagine inedita, perché erano tantissimi anni che i calabresi non scendevano in piazza, anche inedita perché non sono scesi con i vestiti dei partiti, non è stato Orazio Loiero che li ha fatti scendere in piazza, anzi, i politici erano ai margini della manifestazione, sono andati al seguito, è stata la gente, no? La gente è organizzata in associazione e il giornalismo è una parte importante della comunità italiana. Ecco, forse è una bellissima domanda questa che lei mi ha fatto, perché cominciamo come sempre, cominciando da un punto piccolo, che poi piccolo non è, ma diciamo da un punto che è lontano dalla luce di Roma, dalle prime pagine dei giornali a 9 colonne sulla situazione politica italiana, si capisce quanto importante è l'informazione. Lì c'è una parte dell'informazione che ha deciso di fare da sponda, tant'è vero che la manifestazione è stata promossa da un giornale, il Quotidiano di Calabria. Eccoci come